E mentre Andrea è a Düsseldorf a parlarvi di vino, io mi trovo a Cologna Veneta in provincia di Verona per parlarvi di acqua. Siamo a 2 passi dalla sede del consorzio di bonifica LEB. Il LEB gestisce un canale lungo 48 km che parte da Belfiore, dalla provincia di Verona, e arriva fino alle porte di Padova, servendo un comprensorio di 350.000 ettari. Un'arteria irrigua nel cuore del Veneto. Io sono in compagnia del presidente del consorzio di bonifica LEB, Luciano Zampiccinini. Presidente, un'arteria così importante dal punto di vista irriguo, eppure il LEB non è ancora sufficientemente conosciuto. È vero, verissima questa affermazione. Noi ci stiamo impegnando, stiamo vedendo proprio che per quanto siano gli sforzi che riusciamo a mettere in campo come amministrazione di questo consorzio, troviamo delle difficoltà nel confrontarci con la Regione, con gli aspetti tecnici, con gli uffici tecnici che la Regione ci sta proponendo come interlocutori, proprio per far crescere e conoscere questo consorzio. Oggi è una giornata importante, oggi si dà il via alla stagione irrigua e ci troviamo in un nodo strategico del LEB. Sì, ecco, abbiamo pensato e vogliamo che questa sia un'iniziativa che si protrae nel tempo, cioè non vogliamo che sia solo la giornata di oggi, 15 di marzo, ma vogliamo che ogni 15 di marzo il LEB sia impegnato in questa iniziativa, proprio per farci conoscere e per fare il punto della situazione a livello irriguo nel Veneto. Allora, la giornata di oggi si compone di più parti. Avete portato i visitatori a vedere le prese sull'Adige, siamo qui oggi, ci sarà anche un convegno, un momento di approfondimento per cercare di capire qual è il futuro che vogliamo dare a questo canale. Sì, siamo partiti veramente proprio per far conoscere ancora una volta il canale, il consorzio LEB da Belfiore. Siamo qua a metà, quasi a metà del percorso nella sede ufficiale negli uffici del consorzio. Proseguiremo oggi a vedere il finale del nostro canale, facendo tappa a metà della giornata in un convegno, cioè proprio in un punto per fare il punto della situazione che oggi il consorzio LEB si trova ad affrontare per risolvere o per comunque cercare di capire quelle che sono le nuove normative a livello italiano e anche europeo che riguardano l'acqua. Il LEB potrebbe fare di più di quello che fa, nel senso che è stato pensato come un'opera che potrebbe contenere ancora più acqua, quindi dare ancora più servizio irriguo al territorio. Il LEB non può fare di più, deve fare di più perché le passate amministrazioni credo che abbiano messo le radici di questo consorzio, abbiano risolto i problemi economici, abbiano individuato nella struttura la formazione proprio dell'organizzazione di questo consorzio. A noi non spetta altro che lanciare il nuovo input, la nuova volontà di questa amministrazione è di crescere, di andare incontro a quelle che sono le normative regionali e europee che sono volte al risparmio nell'utilizzo dell'acqua. Per cui il nostro impegno, ed è per questo che vogliamo iniziare con questa giornata, sarà proprio quello di informare di tutti i problemi che abbiamo, proprio per cercare di risolverli in base alle nuove normative. Ringraziamo il presidente del consorzio di bonifica LEB, Luciano Zampiccinini, e chiudiamo qui da Cologna Veneta insieme a Giuseppe Romano, che è il presidente regionale dell'ANBI. Allora, presidente, qui oggi si parla di irrigazione, che è la base fondamentale per un sistema di qualità come quello dell'agricoltura veneta. E si parla oggi di irrigazione e veniamo da un inverno sicuramente siccitoso, da un anno 2015 che è stato importante sia dal punto di vista climatico come temperature sia come consumo d'acqua, e quindi è l'argomento sicuramente di oggi, ma io credo sia un argomento anche del futuro. L'irrigazione in Veneto è importantissima, basti pensare che il Veneto è una delle principali regioni per appunto produzione di qualità. Senza l'acqua non si riesce a fare produzione di qualità e quindi è indispensabile avere acqua per l'irrigazione, insomma.
Da questo punto di vista siamo molto preoccupati perché c'è il rinnovo delle concessioni di derivazione. Anche questa concessione, anche quest'acqua che vediamo qui oggi, si parla di rinnovo. Qui addirittura si chiede più acqua perché questo territorio ha bisogno di più acqua. Qui ci sono anche consiglieri regionali, quindi qual è il messaggio alla regione? Il messaggio che noi diamo alla Regione è dire: vogliamo pensare a un'agricoltura moderna, vogliamo pensare a un Veneto che risponda alle esigenze di un'agricoltura moderna, vogliamo pensare ad un Veneto che ha nelle sue principali voci ancora di esportazione e di mercato l'agricoltura. Bene, allora è indispensabile prendere per mano la questione dei rinnovi delle concessioni, assicurare a questa agricoltura l'acqua necessaria, che non è solo per l'agricoltura, è l'acqua necessaria per un territorio, perché è indispensabile pensare che questo territorio sia costruito per l'irrigazione, per la bonifica, ma c'è anche un paesaggio che ci gira attorno, quindi un paesaggio ambientale, un paesaggio di vita, quindi non solo agricoltura, acqua non significa solamente agricoltura, ma anche un paesaggio. E con le parole di Giuseppe Romano, presidente regionale dell'ANBI, si chiude questa giornata a Cologna Veneta. Adesso la linea torna ad Andrea a Düsseldorf. Grazie.